Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Le parole del salmista sono lo spunto da cui parte Papa Francesco nel messaggio per la seconda giornata mondiale dei poveri. L'ascolto, la prossimità, la vicinanza richieste dal Santo Padre anche lo scorso anno, ora vengono arricchite da un atteggiamento nuovo richiesto a tutte le comunità. Quest'anno ci invita a fare un passo ulteriore, e cioè a recuperare la comunità come quel sacramento, quel segno che rende visibile e sensibile al povero la vicinanza di Dio e rende sensibile e visibile alla comunità la vicinanza di Dio attraverso il povero. Per cui il povero diventa sacramento, diventa segno della presenza e la comunità cristiana è invitata ad essere il segno di quanto Dio sia tenero nei confronti del povero. Il Salmo caratterizza con 3 verbi l'atteggiamento del povero e il suo rapporto con Dio. Ascolta, facendo silenzio per riconoscere la loro voce. Rispondere, come partecipazione piena d'amore alla condizione del povero. Liberare, intervenendo per restituirgli dignità. In tal senso, in questa giornata mondiale siamo invitati a dare concretezza a queste parole. E il Papa invita a fare il pranzo non tanto per i poveri, ma un pranzo che condivide la domenica con il povero. E la seconda indicazione nuova questa è di pregare non soltanto per i poveri, ma pregare secondo la preghiera del povero, che condividendo perciò pasto e preghiera. Nella misura, scrive il Papa, in cui si riesce a dare il giusto e vero senso alla ricchezza, si cresce in umanità e si diventa capaci di condivisione. Da qui l'invito di Francesco. Invita la comunità cristiana intanto di entrare in collaborazione con tante altre realtà che pure svolgono servizio, con una qualità, una densità propria, e dall'altra parte dice che proprio perché la comunità è sacramento, cioè segno, il primato va dato al Dio e al povero, cioè non si usa l'attenzione al povero per in qualche maniera presentare se stessi, ma noi scompariamo, diventiamo capaci di far emergere il primato che è quello di Dio e quello del povero.